Il dato quotidiano oscilla di qualche decina in più o in meno, ma complessivamente il numero dei contagi in Veneto resta più o meno stabile. 600 nelle ultime 24 ore su un totale di 12.228 tamponi molecolari e 28.763 antigenici eseguiti. A registrare il maggior numero di nuovi positivi nel bollettino del 14 agosto redatto da Azienda Zero, la provincia di Venezia con 145 nuovi casi. Segue Verona con 125, quindi Treviso e Padova con 96. A Vicenza sono 70, 36 a Rovigo e 20 a Belluno. 175 le persone attualmente ricoverate in area non critica, 31 in terapia intensiva. I ricoveri in Veneto sono aumentati di 1, diminuiti di 1 in rianimazione. Nessun decesso, fortunatamente. Le vittime dall'inizio della pandemia in regione sono 11.652. L'accesso diretto ai punti vaccinali per i giovani dai 12 ai 25 anni, producendo qualche vaccinazione aggiuntiva a quelle già prenotate, ma non c'è un afflusso tale da giustificare un'attività a pieno ritmo di tutti i poli vaccinali della regione. Qualcuno sarà chiuso a Ferragosto, non ha senso mobilitare un intero apparato per poche unità. In compenso, nelle aree turistiche, code ai Covid Point per il tampone per molti stranieri che devono rientrare a casa e devono avere la conferma aggiuntiva al Green Pass. 24.354 le dosi somministrate di vaccino il 13 agosto, 17.349 sono prime dosi e 7.005 le seconde, garantendo così un totale di 2.851.453 persone che hanno completato il ciclo della profilassi, 3.233.032 invece le persone con almeno una dose, per un totale di 5.935.552 dosi somministrate. In Veneto, allo stato attuale, il 66,6% della popolazione totale ha ricevuto una dose, il 57,8% è completamente vaccinato. Va ricordato che sotto i 12 anni non si vaccina. Se rapportate alla popolazione vaccinabile, le percentuali ovviamente salgono, con il 73,9% con una dose e il 64,1% vaccinato. In Friuli e Venezia Giulia, su un totale di 5.952 test e tamponi, sono emerse 109 positività, pari all'1,83%. Nel dettaglio, su 4.963 tamponi molecolari sono stati rilevati 93 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'1,87%.